Presentazione del Calcio Vittorio Veneto e ne parliamo con il sindaco neoeletto. Intanto buon lavoro sindaco. Da amante della pallacanestro dovrà essere presente anche sugli spalti del Barison per il Calcio Vittorio Veneto che si è presentato questa sera. Mi pare una bella realtà, lei lo ha sottolineato anche soprattutto per il fattore giovanile e per il locale. Sì, certamente. Innanzitutto io sono appassionata di sport a 360 gradi e quindi anche il calcio fa parte un po' del mio bagaglio personale e la squadra che abbiamo visto questa sera presentata è una squadra molto giovane e di questo va dato merito e onore alla dirigenza che ha scelto anche di costruire questa squadra in questo modo e naturalmente da parte nostra va tutto il sostegno e l'augurio di una buona stagione alla Falmec Vittorio Veneto e naturalmente non mancherò di seguire qualche partita dagli spalti. Sicuramente, ha sottolineato anche il fatto che è cosciente, l'amministrazione ne è cosciente che gli impianti sportivi, almeno per il calcio, latitano un pochino a Vittorio. Certo, purtroppo città di Vittorio Veneto ha una caratteristica che è una città molto ambita per la questione sportiva. Città di Vittorio Veneto può essere vista come città dello sport, purtroppo ci sono delle carenze per quanto riguarda l'impiantistica sportiva, purtroppo negli anni forse non si è sviluppato o non si è potenziato in maniera particolare e anche purtroppo nell'ambito del calcio c'è qualche carenza di campi, quindi questi fattori saranno presi in considerazione per quello che sarà il nostro mandato e quindi cercheremo di dare le risposte a tutte le attività sportive, compresa quella del calcio. Sindaco, buon lavoro perché non mancherà e la aspettiamo al Barison. Grazie, molto volentieri sarò presente. Grazie e buona stagione assolutamente a tutti. Grazie.